Le USL, sappiamo, ridotte nella regione del Veneto, comunque hanno un ruolo strategico e in questo caso, nell'ambito della progettazione della legge regionale sull'invecchiamento, abbiamo interpellato anche chi rappresenta le USL e in questo caso l'USL Serenissima è presente con i servizi sociosanitari. Un ruolo strategico verranno anzi ad averlo anche le USL e noi abbiamo il piacere di avere con noi Gianfranco Pozzobon, che è direttore servizi sociosanitari dell'USL Serenissima, le nuove USL. Allora direttore, grazie di essere qui con noi. Intanto vorrei che lei chiarisse proprio in sintesi l'USL Serenissima, per chi ancora non è a conoscenza, che cosa copre come territorio e anche nel contesto di questo provvedimento di legge che verrà approvato, speriamo in tutti i capi fondamentali, qual è la linea guida fondamentale? Sì, allora l'ULSS 3 Serenissima ricomprende il territorio dell'ex ULSS 12, dell'ex ULSS 13, quindi l'area di Dolo e Mirano, e l'ex ULSS 14, cioè Chioggia, un totale di 24 comuni per una popolazione di circa 640.000 abitanti. Ecco, diciamo che questo disegno di legge sull'invecchiamento attivo è un disegno di legge molto, molto ambizioso, perché tenta di mettere a sistema e di integrare tutta una serie di attività che già esistono, perché anziani che realizzano attività a favore della collettività ce ne sono già molti, ci sono molte iniziative in proposito. Ecco, il tentativo di questa legge, che è una legge direi culturalmente avanzata, è quello di mettere un po' insieme queste diversità, questa molteplicità, ovviamente facendo interagire i diversi soggetti istituzionali e non che sono presenti sul territorio. Il ruolo che le US potranno avere è, nell'ambito dei nuovi piani di zona che verranno costruiti nei prossimi anni, prevedere una specifica attenzione appunto a quest'area dell'invecchiamento attivo, che è una risorsa, diventa una risorsa direi importante e fondamentale anche per un nuovo modello di welfare. Per quel che riguarda i servizi sociali, quindi sul territorio, nelle vostre competenze, che cosa andreste a fare in più rispetto a quello che già fate, e per i cittadini che cosa potrebbe cambiare con questa legge? Ma direi che di fondo non ci sono dei cambiamenti in termini direi di modalità di offerta. C'è un cambiamento, mi pare, culturale, nel senso che sempre più si pensa ad un welfare che è composto da una molteplicità di soggetti che non sono semplicemente controparti, il pubblico da una parte o il privato dall'altra, ma soggetti che diventano partner, e quindi soggetti che insieme contribuiscono a costruire, sia nel momento della lettura del bisogno, sia nel momento della costruzione dell'ipotesi di intervento, sia nella gestione degli interventi, le risposte ai cittadini. Quindi queste cose già esistono, ma attraverso un percorso di questo tipo, come dire, arrivano a compimento. E i finanziamenti gioverebbero anche ai servizi sociali degli USL? Il finanziamento, se parliamo di questa legge, di questo disegno di legge, c'è un finanziamento previsto che dovrebbe servire sostanzialmente a sostenere i rimborsi spese per i volontari che verranno impiegati. Grazie e buon lavoro a questo punto. Grazie. Allora, questo è il progetto di legge regionale, speriamo naturalmente che possa giungere ad approvazione quanto prima, ma vi terremo naturalmente aggiornati e con le parti coinvolte cercheremo di fare sempre un quadro preciso in modo che tutti quanti voi, pensionati e non, possiate in qualche modo invecchiare sempre attivamente. Grazie e buon proseguimento alla prossima settimana.